È scattata la serata finale di Gol a Grappoli 2012, come sempre l'organizzazione è perfetta e quando una macchina è oliata alla perfezione i risultati anche si vedono. La parola ai protagonisti. Giorgio Brandolin non poteva mancare a questo importante avvenimento, non solo culturale, sportivo, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Bah, niente, anche diciamo un modo per ricordare dei grandi campioni, un modo anche per far, speriamo, un po' di promozione per il nostro amato sport che si chiama calcio. Questa era una fucina, ricordiamolo. Sì, adesso la nostra regione, anche la nostra provincia, non riesce più a dare campioni nel mondo del calcio, però da Presidente del CONI è giusto che io ricordo che abbiamo dei campioni e delle campionesse in altri sport cosiddetti minori, ma minori che non sono, penso al nuoto, alla Mizao di questi giorni, ma penso al ciclismo, penso alla vela, penso al canottaggio. Purtroppo nel calcio non riusciamo ad avere ancora campioni, è abbastanza evidente che cosa è successo. Si dice che manca la fame. Esattamente, è evidente che forse anche i genitori che una volta, come dire, non seguivano i bambini, li lasciavano giocare, li lasciavano andare a fare avventure in giro per l'Italia, adesso pressano questi ragazzi e magari qualcuno spera di ottenere quei risultati che lui da bambino o da giovane non ha ottenuto e rovina il figlio. Secondo lei riusciremo a vedere qualcosa di positivo? Beh, sicuro, insomma, adesso è un momento negativo. Io rivolgo un appello, guarda, siccome ho giocato anche là all'Udinese. Ecco, credo e spero, visto la tragedia della Triestina e anche delle altre squadre più o meno dilettantistiche che abbiamo in regione, spero, mi auguro che l'Udinese ricominci ad essere quel serbatoio di giovani ragazzi friulani e giuliani che là abbiamo imparato a giocare il calcio. Presidente Burelli, anche lei quest'anno non ha voluto far mancare, come si dice, marcare visita, no? Sempre presente anche a questa bellissima manifestazione che lega il calcio, si può dire di una volta, ma soprattutto far riscoprire il vero sport, no? Come era una volta. Siamo bravi in Friuli, Venezia Giulia, a fare queste robe, veramente bravi, anche riallacciandomi alla mostra su Rocco, che è una cosa straordinaria, e queste manifestazioni nostre, certamente i valori dello sport dilettantistico vanno a nozze con i valori del territorio, con il carattere della nostra gente. Certamente bisogna riscoprire queste cose in momenti di difficoltà e i dirigenti nostri dello sport dilettantistico sono bravi in questo, perché noi siamo una regione, secondo me, equilibrata, salvo piccoli eccessi ma equilibrata, e siamo stare al nostro posto e sappiamo fare sport con le tasche nostre, senza voli pindarici né niente. Questa è una manifestazione incredibile, se tu pensi tutta la gente che portiamo sul nostro territorio, personaggi incredibili eccetera, che vengono sul nostro territorio, magari sono anche autoctoni eccetera, ma la cassa di risonanza che abbiamo a livello nazionale per queste cose è straordinaria. Io sono stato a Roma anche 3 volte in una settimana praticamente, e queste manifestazioni le conosco alla perfezione, e anche, come dico, riallacciandomi a Rocco, perché hanno fatto un lavoro veramente straordinario. Allora io dico a un certo momento, pensiamo cosa fanno i nostri dirigenti, pensiamo il movimento sportivo del Friuli Venezia Giulia, teniamo da conto tutte queste cose, perché siamo la prima regione sportiva d'Italia per numero di medaglie olimpiche, mondiali, europee, eccetera. Vediamo che adesso che si stanno preparando le Olimpiadi, i successi, i nuotatori e robe del genere, siamo una regione vivace e abbiamo dirigenti bravi. Poi mi permetta, queste manifestazioni servono proprio per questo, no? Per ricordare, come ha sottolineato lei, l'importanza, no? Questa era una culla sportiva che ci invidiava tutta Italia. Noi in 10 km per 10 km noi avevamo in Serie A un sacco di giocatori, abbiamo fra i migliori allenatori del mondo, sono qua, in questa culla qua, e certamente un po' dobbiamo anche esibire le medaglie che abbiamo sul petto, anche se tu sai benissimo che il carattere dei friulani è un carattere riservato, prima i fatti e dopo le parole. Certamente bisogna mostrare queste cose, i nostri gioielli dobbiamo mostrarli, il nostro modo di saper fare dobbiamo mostrarli. Io quest'anno, ormai dopo 2 mandati mollo, ma volevo fare anche il torneo delle regioni in Friuli Venezia Giulia, perché certamente sapevamo organizzarlo in modo splendido, su impianti splendidi. Queste cose qua servono anche per le pubbliche amministrazioni che fanno tanto ma potrebbero fare anche di più, ricordando tutti questi volontari che se non ci fossero non so dove si andrebbe a parare per quanto riguarda il gioventù e il sociale dei nostri paesi. L'etica nello sport, nel mondo d'oggi com'è?
Sicuramente ecco, da questo evento stasera di Gol a Grappoli sono scaturiti moltissimi spunti di riflessione. Si tratta di una tematica che resta ancora molto complessa, è molto complessa del resto, tuttavia credo che si stia iniziando a riflettere ancora di più sull'importanza di adottare dei comportamenti che siano eticamente accettabili, soprattutto nel rispetto reciproco, nel rispetto non solo delle norme, delle regole, ma anche dei più generali valori per la convivenza sociale, anche quindi collettiva. Si è parlato molto quest'oggi anche della comunicazione, no? Comunicazione che passa da un sistema cartaceo a un sistema digitale. Dunque, cosa vuol dire oggi comunicare? Uno che fa sport deve comunicare. Ad esempio, un atleta che viene da voi e vi chiede come deve comunicare, voi che insegnamento potete dare? Ma sicuramente il mondo digitale apre nuove porte, sempre più, sempre maggiori, quindi apre nuove possibilità soprattutto per chi prima non aveva gli strumenti adeguati per poter far sentire la propria voce, e il web e tutte le tecnologie digitali ovviamente diffuse ormai ovunque consentono sicuramente di poter avere un rapporto anche più diretto, anche semplicemente con il proprio idolo sportivo, poter confrontarsi più direttamente con quella che è la disciplina che si ama nel proprio cuore, no? E quindi sicuramente fornisce delle possibilità maggiori di incontro e di partecipazione diretta. Dunque le due cose possono convivere? Assolutamente sì, anzi credo che le tecnologie digitali in questo senso debbano essere considerate non tanto fini a se stesse, perché altrimenti si perderebbe il senso proprio delle tecnologie, che restano uno strumento, ma uno strumento in grado di supportare determinate dinamiche che ancora una volta ribadisco e credo che siano fondamentali, riguardano proprio la partecipazione alla vita politica, sociale e quindi anche culturale, soprattutto culturale, di un paese. Si parla di etica, sport, musica, cultura, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Sì, in realtà abbiamo parlato in questo dibattito di alcune cose importanti e rilevanti. In merito alla musica direi che la musica è un linguaggio che interpreta il mutamento, i cambiamenti ed è un punto di osservazione straordinario delle dinamiche che riguardano la società, nel bene e nel male, cioè tiene conto dei valori, dei modelli culturali, esprimendoli, interpretandoli, a volte creando nuovi linguaggi, nuovi codici e nuovi anche modelli comportamentali, talvolta anche prestando servizio, cioè mettendosi al servizio di campagne sociali, di impegno sociale. Molti artisti sono stati testimonial, ma anche sportivi, di campagne di comunicazione sociale che mettono in qualche modo in luce o valorizzano aspetti importanti, culturali, valoriali, sociali, che probabilmente con una testimonianza di un artista o di uno sportivo riescono in qualche modo ad essere più efficaci, soprattutto nella diffusione tra i giovani che sono i principali fruitori sia della musica che dello sport e che sono una straordinaria risorsa per la costruzione sociale del nostro futuro e che quindi in qualche modo in quanto giovani vanno ascoltati per i linguaggi musicali che ascoltano, che producono e per lo sport che praticano. Con i tempi oggi mettere tutto questo in pratica cosa vuol dire? Ma vuol dire essere in grado di ascoltare il mutamento, di comprendere le dinamiche del mutamento, di cogliere le potenzialità delle tecnologie della comunicazione nell'era digitale, comprendere quanto per esempio le culture giovanili e l'universo giovanile si esprime con i nuovi media e non soltanto potenziando la propria capacità interattiva nel mondo, ma riuscendo anche a determinare nuovi linguaggi che saranno i linguaggi del futuro. Ce la faremo? Ma io credo che ce la faremo perché la società in quanto tale è capace di autorigenerarsi nonostante i mali che la accompagnano, riesce sempre a trovare i rimedi per procedere e costruire probabilmente nuove solide fondamenta per un sistema valoriale, morale ed etico che in qualche modo reggerà nella costruzione di un nuovo futuro.
Francesco Pira, raccontiamo un po' questo evento dedicato allo sport, però si parla di etica e di comunicazione, fondamentali per scindere, diciamo così, le tre cose insieme. Sì, io credo che parlare di etica, come poi ha dimostrato in realtà questa tavola rotonda, è molto difficile, perché oggi quando si parla di etica un po' si sconfina nella morale, si tende anche a fare discorsi filosofici e si entra tantissimo in quella che è l'antropologia anche del nostro quotidiano e quindi anche della musica, anche dello sport, che spesso sono dei collanti importantissimi. Io credo che il grande merito di Gol la Grappoli quest'anno è stato quello di mettere insieme un panel di relatori di altissimo livello che hanno saputo, ognuno facendo una fotografia istantanea di quello che anche è la loro quotidianità, rappresentare a tratti un po' di pessimismo, a tratti una forte speranza. Naturalmente al centro di questo processo resta una società piena di problemi, di crisi, la globalizzazione, la migrazione, ma resta anche una volontà di rivendicare un sistema valoriale che è un sistema valoriale diverso da quello che stiamo vivendo anche nel calcio, purtroppo, con il calcio scommesse, con tutta una serie di cose negative, anche nella musica, dove Peppe Servillo ci ha diciamo, consegnato questa idea di un Sanremo dove l'etica arriva fino a un certo punto. Ecco, in questa era dove andare al Grande Fratello diventa più importante di fare un concorso pubblico perché o partecipare a un tale scout è più importante di studiare per un futuro, probabilmente questa riflessione può essere molto utile. Paolo Casarin, mestrino di nascita, milanese d'adozione calcistica, così la definì Beppe Viola in un famoso servizio di un Milan-Inter del 77. Lei oggi era presente perché ha vissuto dal campo cosa vuol dire etica, dunque un arbitro per eccellenza, un arbitro che ha diretto per molti anni e ha avuto anche la possibilità di vedere questo passaggio, no? Dall'analogico, diciamo così, al digitale. Oggi Paolo Casarin come vede il calcio? Il calcio è una parte della società, quindi con i problemi positivi pochi e negativi tanti del periodo nel quale noi tutti viviamo, e quindi non è affatto vero che è l'isola felice, è una parte integrante nel bene e nel male di questo momento della società. Lei anche oggi è un apprezzato commentatore televisivo per quanto riguarda il calcio, insomma comunque i suoi commenti sono importanti. All'epoca sua, è facile fare queste domande oggi, no? Ma all'epoca sua c'era questa pressione, come si dice, ma fai così, fai colà, lei che l'ha vissuta sia dal dentro che dal fuori, oggi come la vede? Sa, la pressione c'è sempre, no? Si tratta di vedere se poi uno la recepisce, se ne preoccupa oppure la risolve. Ecco, questo è il vero problema. Quindi oggi ci può essere tanta pressione e nessuna pressione, esattamente come sempre. Questo mondo arbitrale italiano, tanto bistrattato negli ultimi tempi, come lo vede lei? Beh, come adesso è difficile dare un valore così tecnico agli arbitri uno per l'altro. È una stagione così con degli alti e bassi, ma in ogni caso anche loro sono un prodotto di oggi e forse è difficile fare anche meglio, almeno in questo ambiente nostro italiano. Vedo che tantissimi arbitri sono fantastici, ma vengono dall'Uzbekistan, dal Giappone, dal Portogallo. L'ultimo che ha fatto la finale della Coppa dei Campioni è stato un arbitraggio eccezionale. All'improvviso ecco, noi che siamo per la formazione di arbitri in gruppo forse non siamo di quella qualità. Siamo a Cormons e non a caso questa è una terra anche di arbitri, perché qui hanno calcato giacchette nere molto importanti. Poi il calcio si lega al vino, il vino vuol dire il Collio, il Tokai, un connubio unico nel suo genere. Certo, adesso qui metterei prima il vino degli arbitri, no? Con tutto il rispetto degli arbitri, perché il vino è campione del mondo. Adesso al di là dei nomi, alcuni poi anche scomparsi per motivi lasciamo perdere. Ma qui c'è il vino che diventa così perché l'accoglienza è questa e allora tutto diventa straordinario. Cosa dobbiamo aggiungere ancora su questa bellissima manifestazione? Ma niente, un tentativo di parlare di cose magari anche così apparentemente difficili come l'etica eccetera,
ma con un'attenzione singolare in una comunità sempre abbastanza piccola, ma evidentemente intelligente. Il Guerin Sportivo, 100 anni, di fronte abbiamo due colonne portanti di questo importante settimanale, oggi mensile, insomma, che ha unito l'Italia dal nord al sud, Italo Cucci e Matteo Marani. Dottor Cucci, cosa dobbiamo aggiungere di questo settimanale che insomma ha unito 4 generazioni, possiamo dire, no, di italiani? Ma guarda, una cosa che stasera non è stata detta, ma che mi è piaciuto ricordare l'altro giorno a Trieste, questo giornale è nato qualche mese prima di Nereo Rocco. Si è festeggiato il centenario di Nereo, si è festeggiato a pochi chilometri di distanza il centenario del Guerin, e nonostante il Guerin sia nato in Piemonte, in tutt'altri ambienti, in tutt'altre storie, a me piace moltissimo che si sia qui in particolare ricordato l'evento vicino a quello del Paron, che era uno dei protagonisti delle vignette del Guerino, pieno di tubi e di cateteri di tutto che portava il vin da tutte le parti, e questo è lo spirito che il giornale è riuscito a mantenere durante 100 anni, che non sono mica uno scherzo. 100 anni, il giornale più antico del mondo. Hanno chiuso tutti, la Domenica Corriere, la Tribuna Illustrata, i giornali dell'Ottocento. Il Guerino ha resistito con una forza che è soprattutto la forza dell'amore dei suoi lettori, e questa è una delle cose che il Guerino ha quasi in esclusiva rispetto a tanti altri giornali. E i suoi predecessori cosa direbbero oggi di questo Guerin Sportivo? Io ti dico, ho ereditato il giornale da un signore che si chiamava Gianni Brera, che lo aveva ereditato da Bruno Slavic, che aveva solo il torto di essere un musicologo eccellente, che lo aveva ereditato da Carlin Bergoglio, ma prima ancora da Colombo, da tutti i grandi del giornalismo. Io addirittura ho avuto la mia investitura direttamente da Giuseppe Ambrosini, che era stato uno dei fondatori, fra l'altro grande direttore della Gazzetta, grande scrittore di ciclismo, e questo passaggio di consegne è sempre avvenuto in un clima storico. Non così, tanto oggi i giornali, voglia, mentre stiamo parlando hanno già cambiato 3 direttori. In questo modo il Guerino ha sempre rispettato la sua storia, che era poi rappresentata da quella battuta che stasera ha ricordato Marani e che mi colpì quando lessi il mitico numero 1, che finiva, era un editoriale, il direttore presentava il giornale e finiva con una frase mitica: e siccome noi non siamo socialisti manterremo tutti i nostri impegni. E questo mi è rimasto nel cuore per tutta la vita. Invece a Matteo Marani vi chiediamo questo: oggi cosa vuol dire dirigere questo importante questo importante periodo? Vuol dire portare avanti una grande tradizione, portare avanti una grande storia, portare avanti un pezzo di cultura del paese, non solo di giornalismo, nobilitato, avete qui credo una delle massime testimonianze della storia di questo secolo del Guerino, da grandi scrittori, da grandi uomini di cultura, ma direi anche proprio da una commistione. Oggi va molto di moda il concetto della commistione, gente di spettacolo, prestata. In realtà il Guerino ha tenuto a battesimo tutto, ha tenuto a battesimo le pagelle, ha tenuto a battesimo i simboli del calcio, ha tenuto a battesimo anche proprio questo incontro tra mondo dello spettacolo e sport. Ci hanno scritto grandi appunto della scrittura, della letteratura, ma anche del mondo dello spettacolo. È un giornale unico, è sicuramente un giornale unico, a parte essere il più antico periodico a questo punto del mondo, ma è anche veramente un giornale unico nello spirito, è anarchico, è profondamente anarchico. Possiamo definirlo una sorta di social network ante litteram? Ma sì, prima lo accennavo in questa serata molto bella, il fatto che secondo me il Guerino di Italo Cucci, nel quale io sono nato da lettore, sono uno dei decine, centinaia di migliaia di ragazzi di allora che hanno cominciato a leggere quel Guerino lì, è stato secondo me la prima testimonianza di web. C'è stata una community prima che fosse teorizzata dagli uomini del marketing, perché c'era la tribù, perché ci si riconosceva, perché c'era un linguaggio, perché c'era una velocità di pensiero e anche una capacità di giocare sulle parole, di ironizzare, di dissacrare le cose. Cioè tutto quello che oggi sembra molto nuovo, molto innovativo, molto moderno, stava già tutto nella testa di questo signore qui, ormai più di 40 anni fa. Mi posso permettere? In quello che era poi la famosa frase che ho citato, i lettori erano invitati a dirci cosa volevano
e noi facevamo quello che i lettori volevano. Mi permetta la Era battuta. nata la sigla Il vostro Guerino, e abbiamo sempre mantenuto, capito? Possiamo dire che anche Mario Monti, insomma, leggeva il Guerriero Sportivo, visto che chiede agli italiani. Sai chi lo leggeva? Non Monti, lo leggeva Montini, che un giorno Papa Montini disse si possono dire ridendo le cose, la frase latina me la ricorderà il professor Marani, com'era? Castigat ridendo mores, disse il Papa, come il Guerriero Sportivo. E qualcuno svenne lì all'improvviso e dice: che cosa legge il nostro Papa, quali giornali, dove c'erano fra l'altro anche le donnine di Renato Dallara, eppure è stato citato da personaggi straordinari, leggendari. Monti sarebbe un po' più allegro se negli anni avesse letto molto Guerriero Sportivo, temo che non sia stato uno dei nostri lettori. Ci vediamo allora ai 150 anni. Ah sì, insomma è un impegno importante, anche per me è molto importante. Non lo so, credo che il Guerino comunque ci sarà, ribadisco, è uno spirito, è un'essenza, è un senso alla vita, perché Guerinetti, come diceva giustamente il direttore Cucci, si rimane per tutta la vita. Io devo fare, come dire, una confessione, sono stato uno di quelli che aveva la tessera del Guerin Club quando ancora le tessere non esistevano, quelle dei supermercati, così. Nacque da quest'altra idea geniale. Tra l'altro devo dire veramente è un contento, a me capita ogni tanto di sfogliarlo. Qui in quel Guerino lì ci sono tante di quelle idee con cui si fanno 100 giornali, non si fa un giornale. E dicevo, avevo questa tessera qui del Guerin Club e come dire, la scrissi allora che avevo 8-9 anni e sono rimasto Guerin Club fino adesso. Auguri. Grazie. L'anno prossimo la carica dei 101, ci accontentiamo di cominciare da 101, va bene? Gol a Grappoli 2012 va in archivio, è stata un'edizione veramente interessante, si è parlato di calcio e non solo, Bruno Pizzolo ha sottolineato anche questo, no? Negli ultimi tempi si parla più del grappolo che dello sport, ma il vino, il vero vino, quello del Collio, unisce lo sport a 360 gradi. Ci si augura che lo sport, ma in particolare il calcio italiano, torni quello vero, quello di una volta, ma siamo sicuri che i giovani cronisti di provincia che hanno avuto l'occasione di vivere questi 2 giorni sentano e mettano nella zucca, come si dice, l'insegnamento di coloro che sono passati prima di noi, perché siamo noi che dobbiamo dare l'insegnamento giusto per uno sport pulito, sano e giusto. Da Cormons è tutto, alla prossima, arrivederci.